Farfalle colorate, farfalle delicate, farfalle, farfalle, bianche e gialle, sono i fiori del cielo, sono le stelle dei prati, fra corolle e pistilli, di mimose e lilla, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, con il canto del gallo si risvegliano a mille, con il trillo dei grilli se ne vanno a dormire, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle. La 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 la. Farfalle silenziose, farfalle luminose, farfalle, farfalle misteriose. Sono mille fiammelle, lampadine volanti, fanno luce agli amanti, là nell'oscurità, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle, le farfallelle. Tu guarda le macchine, che fanno passare la fantasia di lavorare. Ma come faranno? Ce l'hanno proprio tutti, sai? Ma come faranno a avercela che essere onesti? Sì, onesti. E mica nascono che la macchina. Si devono dare da fare, devono, sai, l'inghippi. Corrono, ma dove andranno, dico Se io? Dio vuole però ogni tanto intruppano. Padresti, se ci va bene quel lavoretto, ce la famo pure noi una bella macchina. Io credo che quel lavoretto e quell'amico tuo non gli va. E sono le 10 e ancora non si vede. Non sarà mica messo paura, no? Paura quello, ma quello è il leone, una volpe, un gatto. Sì, è il giardino zoologico, già mi sono stufato. Ma starà a studiare la strada, lo sai, è pignolo, verrà. Aspetta. Turi? Turi? Avete visto Turi? Assunti, te posso essere utile io. Grazie, ti chiamo quando voglio diventare una di quelle. Ma tu guarda le donne, cerchi di farle star bene e ti rispondono pure male. Turi? Turi? La Ettore, sapete dove sta Turi? È andato a Frascati a caricare col camioncino mio. A lavorare. Ebbene, constatate. Ah, Aremo, ma se può sapere chi mi hai messo fra i piedi? Quello se mi capita a tiro l'appiccica al muro. Fammi perdere una settimana per poi andare a lavorare. Sera a lavorare. Mannaggia quanto è grande. Oh, pare il cielo steso per terra. Ti piacerà? Che ti dicevo io? Mannaggia. Solo a guardarlo ti senti libero come un pesce. Ma che ci vorrebbe a mettersi d'accordo? Da domani non si lavora più, tutti quanti al mare. Ah, se avessi un po' di soldi, mica mi fermerei a caricare col camioncino. Me ne andrei avanti, avanti. Verso Ettore? Sì, Sorettore, se stai attento a quello che dicono gli altri non ti muovi più. Ah, Turi, ma perché mio padre va sempre dentro? Ah, si vede che a lui non gli piace il mare. Se gli piacesse il mare, ci penserebbe di più. Vai, corri, corri. Vicino all'acqua ci trovi le conchiglie. Pigliane tante. Non costano niente, tutte gratis. Ehi, dica a voi, c'è un meccanico da queste parti, Quello ce l'ha con noi ora. Ma quanto mi stanno antipatici quelli con le macchine lunghe. Ehi, dica a voi, dov'è un meccanico qua vicino? Oh! Manco al mare si può star tranquilli. E che ne so, andate a cercarvelo. Ma che gentile da queste parti, impetuoso, Sdesonorato, scecco,
Crastoni? Siciliano è? Sì. Ossia è siciliano? Ecco. Pure io. Andiamo a dare una mano a questo disgraziato. Di dove siete? Le Giarre. E io di riposto. Mamma bella mia. Il vostro paese si vede da casa mia. Per forza, ci divide soltanto la stazione. Al riposto però fanno una zuppa di pesce che è una meraviglia, Perché i cannoli che fanno a Giara non sono forse migliori di tutta la Sicilia? Ah, che bell'incontro. Ma dimmi un po' che sei, meccanico? Tutto, io sono tutto, canto pure, faccio pure il meccanico. Che vi è successo? Niente, tutto insieme si è fermato il motore. Deve dipendere dal carburatore. Dacci un'occhiata, per favore, va. Mizzica che treno. E quella ha sentito odore di siciliani e ha detto, qui mi fermo. Da dove si apre? Là, davanti. Ecco, hai visto? Pianta. Eccolo che arriva. Madonna santa. Ma Orazio, non c'è Orazio. Madonna mia, dov'è Orazio? Ma che è successo? Tu mi fai morire. È da mezzogiorno che ti aspetto e ti presenti con sta faccia. Ma guarda sti imputi. M'ha fatto stacca una pena. Insomma, che è successo? È meglio che cambiate il carburatore. 3 ore mi ha fatto sta fermo. Ma che c'è? Con chi io? Ho preso al mare. Ma come sarebbe tu? Siete stati a mare? Sì, al mare. Al mare. Ho visto pure una barca. Piantalo, ora. E perché al mare? Era una barca grande e grande. Ora, vuoi smette? A 50 chilometri da Frascati. E beh, Orazio non l'aveva mai visto, allora ce l'ho portato. Io gliel'avevo detto a Sorrettore di non preoccuparsi. Oh, è vero o no? Che il bambino non era mai stato al mare? E che mi importa del mare? Lascia stare. Tu da oggi hai chiuso con me. Sto camioncino non lo porti più. E da stasera a suonare qua dentro non ci metti più piede. Così te impari a far sta la gente in pena per fare la citarella. E che mi importa? Che mi importa? Ci sono 1000 osterie dove posso andare a cantare. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Te fa più bene. Lui morirà qua dentro a sto buco. Ma il sottoscritto no. Oh, morirai all'aria aperta. Ormai non c'è più nessuno che ti fa lavorare. Ciao, ciao. Che ciao, ciao. Che ciao, ciao. Prima mi dai i soldi di questo viaggio e poi me ne vado. Sicuro, adesso ti pago pure la benzina per andare a fare la citarella al mare. Oh, cammina, va. Tu mi devi pagare per legge, hai capito? Brutto spilorcio. Io sono come quelli che sentono l'acqua. Domattina trovi un altro posto. Ma io glieli lascio i soldi. Io non sono mica un pezzente arricchito come lui. Io sono un signore. Sicuro, di quelli che finiscono Ma a guarda Regina un po' che Coeli. scuse deve trovare per rifiutarmi la liquidazione. Sta buono. Sei cominciato stamattina, che te deve liquidare? Guarda, ti dico io. Allora, secondo te, uno che c'ha il padre in galera non deve vedere il mare? Ma c'hai ragione, c'hai ragione. Andiamo, va, muoviti, che c'è la suora Teresa che da mezzogiorno che ti aspetta. Su. Al giudice gli deve spiegare che mio figlio mena, ma non è cattivo. La prima volta che l'hanno carcerato aveva 18 anni, povera creatura. Sì, ma la povera creatura ha menato un carabiniere. Con tanta gente che c'è da menare, proprio con quelli si E che quando sta dentro, poverello, ci ripensa, ci patisce e quando esce si sfoga e ricomincia a menare. Ah, non discuto, ma queste cose bisogna dirle sulla carta bollata, no? A me. Timbri, controtimbri, mance, marchette. E ce ne vanno da dire per far uscire uno di prigione. State Anima santa, arrivi come la colomba. Qui c'è il signor avvocato che mi fa uscire subito Carlino. Me ci vuole l'anticipo, pagami l'affitto, dammi queste 6.000 lire. Che? Adesso? E adesso non ce l'ho. M'hanno pure licenziato. Ah, disgraziato! Suora Teresa, io per voi chissà che Ma farei. come? Sei il meglio amico di Carlino non mi dai una mano a farlo uscire di prigione? Dormi nel suo letto e non mi vai a aiutare? Ma che ci posso fare se non ce l'ho? Appena c'è la prosa, sarà pensiero mio. State tranquilla, suora Teresa, è imminente, ci potete contare. Ho pregato. Guarda come so gentile, prego. Ma tu c'hai l'obbligo di tirare fuori sti soldi. No, ordino! Sono 2 mesi che devi pagare l'affitto! Signora, ha detto imminente. Lei sa che cosa significa imminente? Se non avete un po' di fede, che vivete a fare? Ci credo, gli dovete dire. E stiamo uniti, signori miei. Mica sempre come cani l'uno contro l'altro. Arrivederci. Avvocato, non ci abbandonate, se no mi metto a menare, Ah, vabbè, ma allora è un vizio di famiglia. E dammi queste 6.000 lire! Non ce l'ho, ve lo giuro, ma se volete mi impegno per il doppio. Gli faccio la firma. Datemi un coltello. Datemi un coltello. Ma che vuoi? Ci facciamo un taglietto qua, alla siciliana. Uniamo il sangue e diventiamo fratelli, così ciò che tu è mio e ciò che è mio è tuo e non ci possiamo tradire. Vi sta bene, avvocato? A chi? Buonasera. Io ce le vede dedicate. Avvocato, non ve ne andate! Vi Che saluto. questo mi paga, se no lo butto fuori! Signora, se date retta a me, ce l'ho io il sistema per non far andare più in prigione vostro figlio. Ma che vuoi questo? E fosse avvocato? Io sono più che avvocato. Signora, se mi ascoltate, la prima volta che vostro figlio esce gli parlo io. E vedrete che vi libererete per sempre da queste sanguisughe. Alludete a me. Ma no, non fa intendete, ma che voi siete una sanguisuga. Io. E allora? Vostro figlio deve fare il pazzo. Oh, mamma mia! Ma non è il caso di esagerare, basta che fissi un punto, così.
Per un mese. L'hai presa la luna? Ah, sei tu? Ma che, sei pazza a far aspettare 3 stecche? Ma lo sai chi è 3 stecche? Quello è stato 28 mesi in manicomio. Che era matto, non me l'avevi detto. Ma che ten dritto, ha fatto finta per non farmi ridare, però quando gli pieno i 5 minuti diventa brutto forte. Ci ho avuto da fare. Ma come da fa? Ma coi milioni che abbiamo a portata di mano tu dici davi da fa? Are, siamo amici, te lo posso dire. Io non ho mai rubato. Ma come? Ma hai fatto di cari bravo che per poco non avevi scassinato la Banca d'Italia. E che ti devo dire? Non è vero. Vabbè, ma che ci vuole? Scusami che è difficile. L'ho convinto, capisci? 2 mesi gli sono stato appresso. Ci ha preso in società. E se poi andiamo a finire dentro? Ma che dentro? È uno scherzo, Duri, sulla nostra amicizia. Noi siamo a posto per sempre. Con un po' di capitale ci compriamo un deposito di specchi e diventiamo commercianti. È un articolo sicuro. La gente è vanitosa, tu. Possono venire anche i marziani, ma gli specchi rimangono. A me piace cantare, mi piace la musica. E poi per fare i commercianti bisogna essere tagliati. Ma che tagliati? Perché che fanno i commercianti? Comprano a 1 e rivendono a 3. Basta averci i primi soldi. E con un'ora sola di lavoro con 3 stecche, noi ce li avemo, senza correre rischi. È tutto predisposto da 8 mesi. Lui fa i colpi come nei film. E piantamola con sta vita di miseria. Non famo niente, ma coi soldi in tasca. Linfa, è il momento, aspetta. Quello è fuori tempo. C'ho un po' di migraine. Ammazzate che lusso, un male da signori, eh? Da futuri signori. Che fai domenica? Vado al cinema. Venga anch'io? Se vuoi, ma non sono sola. Con chi sei? Con un'amica? No, col mio fidanzato. Mannaggia. Ah, tu? Ma te vuoi mettere a fare una persona seria una volta Dai, tanto? dai. Freddo cane. Sarà un'impressione mia, ma qui ogni anno fa più freddo. Dice che la colpa è della bomba atomica. Sarà. Lei che ne dice? Ma io veramente non ci ho mai pensato. Io ci penso invece. Sono queste le cose serie. Altro che la politica. Ah, i dischi volanti, per esempio. Ci pensa mai lei? Beh, qualche volta. Per vederli bisognerebbe stare sempre col naso per aria. Basta un momento che uno abbassa gli occhi, magari per accendere una sigaretta, che zaf, sono già passati. Come fulmini. Come fulmini, già. Io una volta ho provato a guardare fisso il cielo per una notte intera. Ah, e li ha visti? Ma che, ci sono stati 3 furti nella zona? 3? Sì, 3. Accidenti. Meno male che poi li hanno arrestati, eh? Il maresciallo del quartiere è un fenomeno. Lo conosce? Beh, così, di vista. Eh no, di persona bisogna conoscerlo. Simpatico, gentile, ma furbo, eh? Furbo! Fuma? Purtroppo no. Ma come? Se ne va? Devo continuare il giro, no? Scusi tanto per le chiacchiere, ma cosa vuole? De notte il tempo non passa mai. Fischia, eh? Beh, così, tanto per riscaldarmi un po'. Ah, ho capito tutto. E mica c'ero arrivato. Io lo so che aspetta.
La ragazza. Beh, sì. Come ha fatto a indovinarlo? Sta proprio qui sopra. La ragazza. Beh, buonanotte, eh? E auguri. Buonanotte. Piano! E così mi sveglia tutto il quartiere. Si vede che si è addormentata. Indietro, 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 alt, bene così. Buongiorno, mi lascia le chiavi? Grazie. Te potevi fare da quelle di casa sua. Ah, giusto te. Sì, hai saputo perché quel cretino ha dato l'allarme? C'era una guardia notturna e gli ha attaccato un bottone. Quando penso che bastava altri 5 Avanti, avanti, Eh? A chi ha attaccato un bottone? A Turi. Se l'è trovato vicino all'improvviso. A Turi? Mamma mia, ma qui siamo rovinati! Ma disgraziato! A Dresde, ma io che c'entro? Ma come che c'entri? È amico tuo, no? Ma non poteva essere che in cretino. Eppure tu sei amico mio. Senti un po', imbecille. È questione di giorni, ma quello lo acchiappano. Ma noi non ci siamo visti, è chiaro? E se quando lo interrogano per caso viene fuori il nome mio, fai sapere che quando esce so dolori di panza. E pure per te, siamo intesi? Fila. E via con me. Che te sciupi a tirare? Ma dimmi la verità. A che dobbiamo l'alto onore? Dicevi sempre che ti vergognavi a venire in giro col pianino a fare lo zingaro. Oh, sarò padrone di cambiare idea. E come no? Però qualche cosa ci deve essere sotto, ammetterai? Devi essere proprio agli estremi, eh? Ma dico, che ti importa? O vuoi che me ne vada? Guarda che me ne vado. Ma allora? Allora dici sul serio che ci rimettiamo in società? E in fondo hai ragione tu. Mi piace la musica e ce l'ho. Mi piace andare in giro e ci vado. Se non ti va di camminare ti fermi, non dipendi da nessuno, non hai obblighi d'orari. Ma che vuoi del più? Appunto, è il paradiso. Andiamo su? Dove andiamo? Pasqualino m'arrascia a cavallo all'elefante con in testa un gran turbante per la giungla se ne va. Pasqualino m'arrascia non lavora e non fa niente fra i misteri dell'Oriente, fa il nababbo fra gli dum 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 da, ulla ulla la, ulla ulla la. Giovanotto, mi fai un piacere? Parla, anima mia! Magic Moment! E chi ce l'ha? Allora resta con me. Resta con me per la signorina. La signora ha chiesto volare, per noi le clienti sono tutte uguali. Resta con me! Quanto mi piace sta canzone. Ma che stiamo a fare, le serenate? Volare, oh, cantare, oh. Signora, fai dispetto. Ma che sta morta le fame? Felice di stare lassù. Buttagli i nostri latino, ma così sta zitta! Te possino! Ma non le avevano abolite quelle là? No, io te do querela, sa! Cavaliere, ha sentito? Lei mi deve fare da testimonio! Con piacere, ma chi ha detto? O ti fai mettere pure dentro. Oh, ma che pensi, che vengo in giro con te per aggerti il moccolo? Ho capito, va. Meglio che me ne vado a prendere un caffè. Ah sì, perché c'è la cassiera buona. Ma se vai giù di nuovo non te ne scappa una. Dai, spingi. Che sono magici questi. Oh!
Ma che ti sei, ammazzito? Tu bisogna che la pianti, non ti approfittare che sei una donna, se no sai gli schiaffoni. Beh, facciamo musica o teatro? Ma lei che vuole? Nemmeno 10 lire ha buttato! Se non la finite, vi tiriamo qualcosa in testa! E provaci, provaci! Belli quartieri signorili, proprio belli! La promessa sposa, cantaselo bello! Meglio promessa che mantenuta! Guarda che scendo, Sam! Ma dimmi sti impunita! Ma guarda che salgo, Sam! Chiamo una guardia! Ma si può lavorare così? Dimmelo tu. Turi! Ma che me lasci così? Turi! Devi riportare l'organino! Mandi i pompieri! Ma che hai combinato? Disgraziato. Ma che hai fatto? Che è successo? Ma tu vai dentro, ragazzo mio, in galera. Entro stasera o domani ti vengono ad arrestare. A me? E che a me? Ma lo vedi che succede non darmi retta? Tu sei un artista, devi usare il cuore, la mente, non le mani. Se tu rubi uno sfilatino vai a finire in Cassazione. Ma quante volte ti ho detto facciamo società, non rubare, rubare è volgare, da cretini. Per vivere. Non c'è bisogno di rubare. Guarda me, sono 50 anni che non rubo. Ma chi ha rubato? Il colpo è andato a monte. Beh, con questo. Quelli però hanno scassinato tutto, la polizia già lo sa. Il maresciallo interroga la guardia. Chi ha cercato di rubare? Quello gli dice che lì vicino c'era uno con i baffetti così, col giubbotto marrone, è come lasciare nome e indirizzo. Sì, ma che mi possono fare? Ah, niente di grave, da 6 a 11 mesi senza la condizionale. E i giovani sottovalutano i marescialli. I marescialli sono intelligenti. Quelli dalla mattina alla sera non fanno altro che pensare come fare ad acchiappare la gente, sviluppatissimi. Ma io ho fatto il palo non corre rischi. Già, ma quando il palo è fesso! Tu non dovevi farti avvicinare, dovevi scappare prima che l'altro ti vedesse. E adesso che fai? Che inventi? L'alibi ce l'hai? Ero lì. Ero lì. E allora sei finito. Io scemo che contavo su di te. Beh, ti saluto. Spartaco, aspetta. Ah, mica voglio farmi beccare con te. Se vengono a pigliarti. Beh, vorrà dire che verrò a trovarti la domenica e ti porterò un po' di mandarini. Spartaco. E mo che faccio? Ma cerca qualcosa, inventa. L'alibi e l'ABC. Di che avevo un appuntamento, non so, hai studiato la strada per una settimana, lì conoscerai qualcuno. Ah, guarda che se fai tanto di cantare col maresciallo c'è 3 stecche, quello non scherza, eh? Ricordatene, Turi, ricordatene. Ma guarda un po'. Ti dispiacerebbe venire con me un momento? Dove? Il maresciallo ti vuole parlare. Perché? Lei chi è? Solo perché ho una tessera devo venire con lei. Ho anche le manette. Basta la tessera. Andiamo. Aduri che t'hanno beccato! Mentre lì a 2 passi tentavano di rubare, tu facevi l'amore platonicamente, eh? L'amore che? Insomma, sì, a distanza. Io lo giuro, maresciallo. Pure stamattina presto. L'amore non ha orario. Quando uno è innamorato non sente mica freddo. Già.
Può fare anche a meno del cappotto. Qui si scoppia, però. Almeno ci darai qualche indicazione. Avrai visto qualcuno. Ma che scherziamo, maresciallo. Quando uno fa l'amore non guarda in faccia a nessuno. E ti saresti innamorato senza parlare? Accenni. Accenni si capisce benissimo. E i sordomudi allora non si dovrebbero innamorare mai. Ma guarda un po'. E non hai mai pensato che potrebbe essere zoppa o nana, per quello che ne sai? Ma che dice, signor maresciallo? Con quegli occhi nana. Scusi un momento. Signor maresciallo, con tutti i rispetti volevo soltanto deporre in favore di Turi La Rosa. Non è stato lui. A fare che? Non lo so, signor maresciallo, la mia è una semplice testimonianza, fede di solidarietà. Allora se vuole andare dentro pure lei, faccia meno fracasso. Mi scusi, signor maresciallo, 1955, 18 febbraio, ore 20. Passeggiava in riva al Tevere, una buccia di banana, erano i gorghi, grida, folla, ma uno solo si è buttato e mi ha tirato fuori. Lui. Una buccia di banana, eh? Si fa così per dire, signor maresciallo, lei mi capisce. Capita. Ciao, Ciao. Oh, mi scusi, signor maresciallo, ma che è successo? Sono un po' agitata, è la prima volta che metto piede dai carabinieri. Lo credo, signora, si calmi, semplice formalità. Sa, la ragazza è sotto la mia responsabilità. Mi è stata affidata da una famiglia di contadini dove andiamo a villeggiare. Che ha fatto? Mi dica, maresciallo, che ha fatto? Nulla. Volevo semplicemente sapere se la signorina conosce questo giovanotto. E come non mi conosce? Ma chi è quello? Che è successo? Parla? Signora, se permette, interrogo io la ragazza. L'ho visto qualche volta dalla finestra. Da quanti giorni? Diversi giorni. Diciamo una settimana. Sì, una settimana. Bisognerebbe essere precisi, signorina. Ma vi siete scambiate delle promesse? Magari da lontano? Credo di sì. Oh, mio Dio, promesse! E io che ho 2 bambine, capisce? 2 bambine! Quando lo saprà mio marito... Perché non lo sa che ha 2 bambine? Maleducato, come si permette? Tiene a posto la lingua. Sì che ti sei proprio innamorato? Come un ragazzino, signor maresciallo. Io la notte non dormo più. Passeggio sotto le sue finestre per vedere la sua ombra. Ma lo sai che stavolta si tratta di una ragazza per bene? Ma le pare, maresciallo? Non lo so. Se no mica mi innamoravo. E le ragazze per bene si sposano. Io mica ho detto che non mi voglio sposare. Io sono disposto a tutto, anche a sposarmi. Anzi, io mi voglio sposare. Io voglio mettere su famiglia. Basta con sta vita randaggia. Io sono orfano, maresciallo. Sono sempre stato orfano. Ho bisogno proprio di una casa. Anch'io posso dire che il giovanotto, quando l'ho visto, aveva tutta l'aria di star lì ad aspettare che la ragazza si affacciasse. Ha visto che glielo dice pure lui, ma perché non mi vuol credere? E va bene. Allora non mi resta che dichiararvi marito e moglie. Siamo qui per combinare un matrimonio? Andiamo? Lei non si azzardi più a venire sotto le mie finestre. È una casa onorata la mia, sa? Ha ordini per me, maresciallo? No, va pure, campagnolo. Buon sonno. Allora vuol dire che ci vediamo domenica, quando esci? La ragazza da sola non esce. Scriverò ai genitori e se daranno il permesso... Va bene, signora, non si arrabbi, come non detto. Allora, allora, quando potrai, vieni a Campitelli, chiedi di Turi La Rosa, tutti lo conoscono. La Rosa? Comandi, maresciallo. Stai attento, io ti tengo d'occhio. Se hai raccontato storie, ricordati che prima o poi ti metto dentro. Fosse pure fra un anno, tu e quegli altri lazzaroni. Ma quali altri, signor maresciallo? Io l'amore lo faccio senza compagnia. Cerca di ricordartelo, anche fra un anno. Va bene, signor maresciallo. Bacio le mani. Salute. Turi, che te sei fatto incastrà? E chi te l'ha detto? Lo sanno tutti che te sei innamorato. Ma qui è peggio della televisione. No, non ci siamo, sai. La P non si vede. Qui invece di presidente si legge residente. E guarda pure tu. E poi i caratteri di Ministero della Guerra non sono seri. E che sono allegri? Sono caratteri. Come si vede che l'esercito non lo conosci. Tu non hai mai fatto il soldato? Perché lei sì. No, praticamente no, ma di sentimenti sono sempre stato un militare. Oh, Turi. Spa. Bene, Tutto sistemato, ma hanno rimbambito. Però quell'affaretto è proprio la BC. Vieni qua un momento. Devo andare. Da 3 stecche? Ma non hai capito che certa gente non la devi vedere? Che hai? Reumi mi ha preso un attacco ieri. Ogni tanto ti prendono così all'improvviso e ti ritrovi tutto raggrinzito come una scarpa vecchia. È stata una lei. No, devo resistere, se no è finita. Mi metto a letto e mi portano all'ospedale. Sai, per uno come me, l'anticamera del cimitero.
Di lì non mi muovo più e... Ma ti sei alzato male. Ospedale, cimiteri, va. Tu vieni qua. Tu mi hai salvato una volta. Non mi mandare all'ospedale. Mettiamoci insieme. Ma per far che? Ti devi solo presentare con le lettere che ti do io degli ex combattenti. Dici di essere mutilata, la fame, rimediamo le 10.000 al giorno. È più facile che rubare. È morale pure, la gente si è già dimenticata che c'è stata la guerra. E tu glielo ricordi, capisci? Ma io mica rimango qui. Uno di questi giorni mi presento dal compaesano e allora... smammo, spa. Vabbè, ma intanto finché rimani, tu dammi una mano. Tu, c'è tre stecche che aspetta, sbrigati! Vengo. Senti, ne riparliamo, Ciao, ne riparliamo. Me l'hai sbattuto il grugno una volta tanto, eh? E tu no, Sorride la vita, Bravo, Duri! Ti sei deciso finalmente, che Dio te benedica! A chi? Mo la metterai la testa a posto! Ah, è arrivato il fidanzatino. Però sei meno scemo di quello che sembri, Ma agli amici lo potevi anche dire, che diavolo. Ma io me ne ero accorto che era cambiato, sempre sotto quelle finestre. E così la pianterai di dare fastidio alle donne degli altri. Ah, senti questa, perché? Mica è detto. Domenica che fai? Scherza, c'ha voglia di scherzare. Ma sull'amore non si scherza, ricordalo. Avevo scommesso che finiva in galera. E invece si è innamorato. E poi è la stessa cosa. No, l'amore purifica tutto. Ti perdono anche la citarella al mare. E bravo Sorettole, io l'ho sempre detto che chi sa fa bene da mangiare c'ha ancora grande come una casa. E mo con la ragazza bisogna che ti dai da fare. Non mi piace, è magra. Come hai detto, scusa? Che è piatta e non mi va. Ah, tu devi far vedere al maresciallo che ti sei proprio innamorato. Va a finire che per far vedere me la sposo pure. Pure? Ma che matto? Era meglio se lo faceva il servizio militare. Ma no, chi sposi, dice così per dire. Io ti dovrei sbudellare per avermi buttato a monte 8 mesi di studi. E invece guarda, so come un padre per te. Un padre che mena, che ti fa finire all'ospedale, che ti rovina. Tu, ragazzo mio, devi rigare dritto, ti devi comportare proprio come un signorino. Torni a lavorare dal soletto e se occorre vai pure a messa la domenica, capito? Tornato lo sole, compadre Vinizzi. Tornato lo sole, compadre Corrizzi. E balla con la pizzica, bom. Con lo tamburro, bom bom bom. Con la chitarra, lin lin lo. Lui non fa troppo lo scemo con i clienti, se no te li buttano fuori. A ballare là. Buonasera. È arrivata primavera. A cantare, a ballare là. Che intenzioni? Vogliamo mangiare qualche cosa pure noi? Ho sentito che avete messo l'orchestra. Che lagna. Non voglio storie, ci sono i clienti. E noi chi siamo? Vabbè, mi sa che qui non si fidano, sa? Vogliono essere pagati anticipati. Protesta, su. Ah, tu non ti impressiona, che quella già si è consolata. E bacia la marina, svenno pesce. E tu vogliono mica non avevo per ne. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. E vuoi con mamma marina mi fa una risa. E andiamo a quando palle senza camisa. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. L'altra volta mi dici di venire che va Beh, Ciao, ti cercavo. a quest'ora. M'hanno cacciato via. E perché? Perché la signora si è messa a offendere e io ho risposto male. Ma figlia mia, tu sei troppo sensibile. Bisogna sopportare nella vita, Ha sai? detto che hai una brutta faccia. Che faccia? Una faccia Forza? da ladro. Vabbè, se uno sta attento a quello che dicono non campa più. Non sei contento di vedermi? Sì, come no? Anzi. Ma adesso che fai? Te ne torni al paese, no? La signora ha scritto una letteraccia a casa. Ma che vuoi che ti facciano? Lui, qui la gente aspetta. Ma è lei allora? È lei. È questa la ragazza. Sì. C'è la fidanzata. La tieni fuori. Portala dentro, andiamo. A tu.
Ma che sei geloso? Dai, non fai il siciliano, presentacela. Dai, andiamo. Come ti chiami? Donata. Io Turi. Andiamo dentro al caldo, forza. Venite, venite dentro, su. Si sposeranno presto. Lui era un gran mascalzone. Guardate che fenomeno, peserà 50 kg e gli ha fatto cambiare la testa. Si accomodi, si accomodi. Oh, se canta o non se canta? E se non canti mo, quando canti? Ah tu, Dai, canta e forza, già vinto come l'edera. È la fidanzata, no? Che deve dire quello che vuol sentire. Questa è un'amica d'infanzia, si chiama Assuntina, è amica d'infanzia di tutti. Di tutti meno che di te. Quale canzone vuol sentire? Me ne piacciono tanto. Una. Lei è la padrona stasera, ne dica una, forza. Sì, una, mezzo litro. Volare. Volare. Aturi, che devo andare a prendere l'organino? Forza, Turi, e canta. Su. Ma che sono jukebox? Non mi va di cantare. Tu, muovete, dai, canta volare. Volare. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingevo che cosa? Le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Festeggi, non lo vedi? Tu che non te fidi. Quella è una cameriera come te, un amico mio l'ha sistemata subito. Tu ci devi stare, capito? Nel blu, dipinto di blu, le mozzarelle, felice di stare lassù. E volavo, felice, più in alto del sole. E mo dove la metto? Io non fa quella faccia, lei. Io la sgancio, ve la mollo, i rischi sono a mezzo. Una musica dolce suonava soltanto per me. A me non mi importa niente di questa storia, proprio niente. Io l'ho capito subito. Io sono arrabbiata che gli tirerei un bicchiere in testa. Mica per amore. Se non capisci questo non capisci proprio niente delle donne. È per principio che gli tirerei sto bicchiere in testa. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te. E vabbè, e lasciami. Ma che è una festa questa? Mi pare un funerale. E qui bisogna tirarla su. Ma che fa? Sta guarda questa mazza! Io Assuntina, legherei. Perché? È così simpatica. Ah, ti sei divertita? Sì, tanto. Meno male, io invece no. Ma quella è proprio matta. Ha fatto pure licenziare la Possi. Beh, per stasera sarà già qui e poi domani... Sì, bel servizio mi avete combinato. Sta attenta a te. Che bello qui. Ti dico io. Ma tu al paese non ci vuoi proprio andare? Vabbè, buonanotte. Turi, non mi mandare via. Ti prego, non mi mandare via. Ma chi ti vuole mandare via? Io mica l'ho detto, scusa, Sei tanto buono, è la prima volta che qualcuno si occupa così di me. Proprio per me. Per forza me ne occupo. Se ti voglio bene. Davanti al maresciallo mi vergognavo, ma anch'io te ne voglio, dal primo momento. Ti ho portato una cosa. Che è una noce? Sì, è divisa in 4, porta fortuna. L'ho trovata al mio paese prima di venire a Roma. Ma è proprio vero che porta fortuna? A me ne ha portata. Grazie. Domani bisogna alzarsi presto. Se vuoi trovare lavoro, io me ne vado a dormire. Chiuditi, Chiuditi che è meglio. Oh, e che ci sono i fantasmi?
Te devo domandare scusa. Ah, vabbè, ciao. Hai capito? Te domando scusa. Beh, grazie, prego. Come ti devo dire? Buonanotte. Ma insomma, tu che vuoi da me? Eh? No, dimmelo piuttosto tu che vuoi da me. Si può sapere chi è quel pezzo di legno? Come sarebbe? Io mica ti chiedo con chi esci. Sono affari miei. Ma dove l'hai rimediata? Quella gatta morta? Perché è venuta qua? Non è venuto nessuno, parla piano. Ci sei cascato, eh? E con me hai fatto la commedia. Non mi sposterò mai manco una regina, perché io sono uno straccio, Tu vero? sei l'imperatrice, ma te devi calmare. No, io non sto calma, io non mi posso calmare, io scoppio! Zitta, stupida. Devo fare l'innamorato, mi mettono dentro, hai capito adesso? E chi ti mette dentro? I carabinieri, furba. Ho fatto il palo a Remo e 3 stecche e mi hanno scoperto. E c'ho solo un alibi, l'amore. Quella là. Assunti, tu mi devi aiutare. Che devo fare? Devi star buona. Deve entrare nella capoccia del maresciallo, che io sono veramente innamorato di lei, hai capito? Ma mica è vero, però. Ti pare che mi mettevo con una come quella? Tu mi conosci, no? È proprio perché te conosco. Assunti. Ci sarebbe un posto al testaccio da 12.000, un vecchio solo con la carrozzella. Sì, figurati. Pure la carrozzella. I vecchi sono peggio dei giovani. Ma non senti che questo è paralitico? Alle gambe. E poi no, c'è da spingere anche la carrozzina per le strade. Lei sa cucinare? Lei sa cucinare? Io no, signora. Peccato. E c'è la signorina che cucina benissimo. No, mi ci vuole proprio un uomo. Sa, ognuno ha le proprie esigenze. Sì, un mezzo servizio a Piazza Bologna, un impiegato solo sulla Trentina, Io ci sto, mi piace la zona. Sì, la zona Scapoli. con 2 cani. Ah no, i cani, bussa via. I cani danno da lavorare più dei cristiani. Da quelle parti stanno a guardare pure le 10 lire. Senti, Io stavo a servizio ai Parioli, c'avevano più buffi che capelli in testa. primo servizio? È arrivata adesso da Latina. Tutta la famiglia è qui. Mio marito, mio figlio. Se ti va possiamo provare anche domani. E perché domani? Anche subito, viene con loro. Scusa, sai, sei tu che devi decidere se combini con il mensile, se ti piacciono. Guardali bene. Per me l'impressione è discreta. Ma guardi, se deve fare uno sforzo, resti dov'è. Discreta. Mi scusi, sa, ma io quando dico discreta voglio dire magnifica. È vero, Donata? Dove sarebbe? A Monte Sacro. È vicino? Vicinissimo. E poi c'è il tram, l'autobus, c'ho pure un amico con la Vespa. Ma se dici che va bene... Ma va benissimo, va, Non potrebbe venire subito. E certo che può, È vero che puoi? Viene con voi. Ma l'indirizzo non lo chiedi? Ah, l'indirizzo. Via Rodari 6, Firmini. Ah, Firmini via Rodari 6. Speriamo, la provo. Firmini via Rodari 6. Firmini via Rodari 6, ce l'ho scolpito qua. Vai, vai, domenica vengo a fischiarti sotto le finestre. Guarda se c'è il telefono, così mi chiami. E come no, si capisce che guardo. Vai, vai, non li farà aspettare. Domenica andiamo al giardino zoologico. Scusi, sa, se insisto, ma neanche 2 uova al burro sa fare. Mi dispiace, signora, ma io in cucina sono proprio negato. Mi dispiace. Buongiorno, maresciallo. Buongiorno. Buongiorno. Maresciallo, buongiorno. In cosa posso servirvi? Ah, nulla, grazie. Il mio è un genere diverso. Oh, guarda chi si vede. A fabbricare mani e piedi per i santi vi siete messi. Che bello. Sembrate 2 volpi nella tagliola. Mannaggia l'amore, maresciallo, che mi fa fare? Ora che sono fidanzato bisogna che mi ripulisca un po'. Sono contento che ti sei messo sulla buona strada. Grazie, maresciallo. Fatelo lavorare parecchio a quello, Sor Napoleone. L'amore va aiutato. Stia tranquillo. Arrivederla, maresciallo. Salutami la ragazza, Turi. Sarà servito, signor maresciallo? Sì, e chi la vede più a quella? Come sarebbe? L'ho scaricata, figurati, ho altro da pensare io. Ma 3 stecche, lo sa? Ma mica sto a balle da 3 stecche, Ma non hai sentito che ha detto il maresciallo? Sembrate 2 volpi nella È tagliola. meglio 3 mesi in galera da solo che l'ergastolo con una donna.
Da solo, ma in galera ci venimo pure noi con te. Bellezza mi ha detto di ditte che quella serva te la sistemerebbe volentieri, così non avresti più l'obbligo di restare fidanzato con una poco de buono e il maresciallo non potrebbe dire niente. Senti, dia Bellezza che le ragazze mie me le sistemo da me, chiaro? Napoleone, ma quando finisce sto strazio? Io mi sono stufato di stare a parlare con questo. Fermo, il gesso non ti ha seccato. Ma guarda un po', se un tipo come me deve stare qui una mattinata per guadagnare 1000 lire. E mica sei obbligato. Finisci le mani di Sant'Antonio e te ne vai. Invece di perdere tempo a pensare a quel compaesano tuo, faresti meglio a pensare a 3 stecche. E chi sarà mai? Al Capone. Buongiorno. Ammazzala con l'hai scaricata bene. Dica, signorina. Turi. Che fai qui? Ciao. Com'è? Oggi non è mica domenica. Perché ti ha lasciato uscire la padrona? È tanto buona, e siccome sono arrivati i miei... I tuoi? Sì, io gli scrissi che mi ero fidanzata e loro sono venuti a trovarmi. È tutto a posto, sai, sta tranquillo, sono contenta. Ah, sì? Sì, gli ho raccontato quello che è successo. Vogliono conoscerti. Attento che spacchi il gesso. Ma io non posso mica muovermi. Ti aspettano. Non hanno mica fretta, sai. Sono quelli? Sì. Magari poi mangiamo insieme. Sì, insieme. Qui ce ne vuole. Come faccio? Ma no, è già secco. Napoleone, ci vuoi dare un'occhiata? Ma sono venuti apposta. E fra un 5 minuti sei libero. Hai visto? Libero. E poi ci avrò un impegno. Devo andare da un mio compaesano. Una cosa molto importante. Si tratta di lavoro, sai. Ci puoi andare anche domani. Anche lui l'ha detto. Meglio domani. Pensa troppo al lavoro. Vai, vada a fare una bagnata. Va. Allora vado ad avvertirli. Ecco, bravo. Si vede subito che quella ragazza ti vuol bene. Pure lui gliene vuole. È emozionato. Ogni volta che la vede non capisce più niente. È l'amore. De Gaulle riafferma a Costantina la parità di diritti tra algerini e francesi. Celebrato in tutta l'Italia... Ma lei non mangia? Quando lavoro non ho molta fame. È un bel lavoro il suo. Beh, insomma, quando capita. Ma sì che è bello, tutta roba che va in chiesa. Ha fatto anche le mani di San Rocco? No, soltanto i piedi una volta. A me è un santo che è tanto simpatico. Ma di mestiere cosa fa? Io? Beh, un po' di tutto. Una volta ho portato anche una macchina a schiacciasassi. Canta, sai, mamma. Turi canta così bene. Dico la verità, preferirei un lavoro stabile. A chi lo dice? Io senza un lavoro stabile non sarei tranquillo. In città si può morire di fame. Non è mica come in campagna. Ma no, ci si arrangia. E se poi vengono i figli? A lei piacciono tanto i bambini, vero Donata? Sì, tanto. Si potrebbe provare a trovarglielo un lavoro. Ma no, non si disturbi. Ma che disturbo? Lei è stato così gentile a trovarne uno per Donata. Non si offenderebbe mica. Ah, c'è Nardino che lavora qui. Ha messo a posto tanta gente del paese. Così potete cominciare con le carte. Donata mi ha detto tutto, sa. E quando i giovani sono tanto innamorati, bisogna far presto a farli sposare. Dopo le feste. L'inverno è l'ideale. Si ammassa il porco, si fanno le salsicce. Non c'è male, eh? Coraggio, che se vai bene ti faccio avere quello più grosso. Ti piace? Sì, sì. Ha visto? Che le dicevo io? Ma a me piacerebbe di più la macchina a schiacciasassi. Ah, ma quella mica è facile arrivarci. Ci vogliono mesi, anni di lavoro. Ma di volontà ce n'hai, innamorato e disposto a qualsiasi sacrificio. Va bene, allora se mi vieni a trovare a fine mese ti presento all'ingegnere. E una volta entrato a lavorare qui non la smetti più. Qui c'è lavoro, finché campi. Presto, che la corriera parte, Io forza! ho un dolore al ginocchio. Sì, ma quella se ne va. Un momento! Un momento. Presto? Meno male, sai, con le mie gambe. Arrivederci, Ciao, mamma. Ciao, papà. Ci vediamo presto! Arrivederci! Arrivederci. Ciao, a presto. Meno male. Avevo paura che non facessero in tempo, poveretti. Ma che, ti sei proprio stufata di stare a servizio? No, sono così gentili. Il bambino mi ha scritto anche una poesia. E allora muoviamoci, no? Quelli poi si scocciano, che stiamo a fare, i turisti? Tu non mi vuoi bene. Io che? Ma che ti piglia? Se sono stato pure con i tuoi genitori, che vuoi di più?
Non parli mai di quando avremo una casa, di quando saremo sposati, dei bambini. Ne parliamo subito. Come non ne parliamo? Non appena avrò un impiego fisso, pigliamo 2 stanze. 2 belle stanze, tanto per cominciare. No, non mi vuoi bene. Il maresciallo diceva che con le donne eri un poco di buono. Con me, invece. Ah, bene. Bella questa. Adesso ti lamenti che non sono un poco di buono. Benissimo. Io glielo scrivo ai miei. Ci siamo sbagliati. Che? Io non ti piaccio, come puoi volermi bene? Tu scherzi. No, tu non scrivi niente a nessuno. Tu mi piaci troppo. Ti voglio troppo bene. Solo che la fidanzata la rispetto. Ma un bacio. Non mi hai dato neanche un bacio. Perfino da noi in campagna 2 che si vogliono bene. Non c'è nulla di male. Ma io muoio dalla voglia di baciarti, sai. Insomma, non c'è mai. Oggi non c'è. E neppure l'altra volta. Neppure. E invece c'era, e c'è pure oggi. Le ho detto che non c'è, quindi la prego. Allora aspetto. È inutile, guardi. Luigi? Venga, l'accompagno. Ma guarda un po' che morto. Dai, lo metti, picchia la pioggia, l'accidro, dai, lo metti, picchia la pioggia, lo metti. Ma che succede? Si può sapere che modo di fare è questo? Dai, lo sapevo che c'era, e lui diceva di no, diceva. Lasciatelo passare, vieni. Bossia mi deve scusare, ma sono venuto pure un'altra volta. E siccome mi aveva detto al mare, si ricorda che se avessi avuto bisogno, ho proprio bisogno di una sistemata, qualunque cosa, anche all'estero. Anzi, meglio, ma subito. Subito, eh? È una faccenda delicata. Ma che ti capita? Sei nei guai? Mi stanno incastrando un matrimonio d'amore. E perché? Ti sei innamorato? Sì, innamorato. Matrimoni d'amore quando si è in bolletta non se ne devono fare. A chi lo dice? Tu ne sai qualcosa, papà? Non è vero? Sai stenografare? Steno che? Stenografare. Io no. Papà, dammi le chiavi della macchina. La mia è dal carrozziere. Tu ti fai accompagnare a casa da qualcuno. È un compaesano, sai, quasi di Giarre. Buongiorno. Salve. Oggi la chiave di tutto è chiacchierare svelto, impapocchiare. Perciò stenografia, ricordalo, e in più lingue. Mia figlia ha girato tutto il mondo, perfino a Tahiti è stata, ma a Giarre mai. C'è da piangere. Ci andremo quando metteranno l'acqua corrente. Ma diglielo tu come Giarre, per piacere, diglielo. Che devo dire, signorina, è bello, è bello di mattina, di giorno, di Io notte. muoio una trazzera, plac, un pezzo di pane, un pomodoro, una goccia d'olio, ma io alla fine dell'anno vi lascio e me ne vado. Figurati, sono anni che te lo sento dire. Sì, ma questa volta lo faccio, è sul serio, e tu verrai a cantarmi appresso. Magari, Bossia, so fare anche il guardiaspalle. E lascia la fidanzata? 1000 ne lascerei, signorina. Lo cavaggiozzo mio, com'è sta canzone, com'è? Lo cavaggiozzo mio, cianciare raro. Bossia nemmeno lo immagina quanto ho bisogno di una sistemata. Sai le lingue? No, non le so. E questa ne sa 3, ma nemmeno una parola di siciliano, niente. Si è fidanzata con certi tipi, un giavanese, un indiano perfino, e ora è fidanzata con un norvegese, ma siciliani niente. Sì, Bossia, ma se si potesse parlare un po' di... francese lo sai almeno. Ma che bisogno c'è di sapere il francese per essere galantuomini? A me mi può mandare con una borsa di milioni fino in Cina. È stato in Cina? No, signorina, io Peccato. Lo cavaggiozzo mio, cianciare raro. Ma quanto è bravo, se sente come canta questo ragazzo. Davvero? Lo sai che facciamo giovedì sera a casa mia? Vengono un po' di amici, tutti compaesani, tutti. Vieni anche tu e canti. Lo cavaggiozzo, com'è? Avanti, fammela sentire. Avanti, prego, non ti fare preare, su, avanti. Lo cavaggiozzo mio, cianciare raro, Divini e divina chi sei visto tu. Ma che bravo! Mi scusi. Quando sarò morto mi dovete portare là, un bel funerale con la musica. E questa canzone mi dovete suonare. Ma no, che funerale. Perché non so forse che si muore tutti quanti. Nicolò sei venuto?
Se non c'è Nicolò, non firmo. Verrà anche lui. Sì, perché noi qui dobbiamo Anche parlare verrà più tardi. e dobbiamo discutere, vedere che c'entra, eh? La teologafia la conosci? No, ma che sei? Bisogna che impari, ragazzo mio, vedremo, Arrivederci, commendatore. Guardi, un affare sicuro, centinaia di milioni. Tanto piacere. Ci sarà pure lei giovedì sera. Di solito mi annoio, non ci capisco una parola, ma giovedì ci sarò. Arrivederci allora. Bacio le mani, commendatore. Ciao, schifioso. E studia, studia. Se non c'è Nicolò, non firmo. Non firmo. Ditemi, chi è quell'uomo che mi sembra un angelo? Cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono. Chi è? Io sono io, proprio io, vicino a te. Io sono io, proprio io, che amo te. Angeli del cielo, che sentite questa gioia che mi date, non toglietemela più, e nulla più vi chiederò. Io sono io, proprio io, vivo solamente per amare te. Ma tu canti sempre. Quando sono contento e quando sono triste. Guarda, è come quando uno si fa male, che se grida, sente meno dolore. E il vestito? Ti metti quello rattoppato? Mo' arriva anche quello, stai tranquilla. La sorella Letizia! È uscito Carlino! E chi me l'ha detto? La sorella Teresa gli è andata incontro! Avete visto come sei ingrassato? A tre stecche di salutazzo Pagani, dice se lo vai a trovare. Quanto c'è l'ordine? Ma Carlito, posso sei tornato? Eccomi qua. Ma Carlì, gliel'ha fatto pure stavolta. Stasera l'aspetto, offro io. Stasera non offre nessuno, fino a dopo Natale da voi non ci mette piede. No, mamma, per No, festeggiare. signore, piuttosto ti manda all'ospedale con la testa rotta. Turi è tornato, papà. Ah sì, davvero? Turi, guarda chi c'è. Uè, sei evaso finalmente, Ma sei uscito per buona condotta. Hai visto? Magari sta dentro tutto l'anno, ma il Natale lo va a fare a casa. Sarebbe meglio che stessi a casa tutto l'anno e magari Natale lo passassi in galera. Io invece al Natale ci tengo. Ah, il letto mio. Te l'ho tenuto caldo, va. E mo tu dove vai? Ah, non ti preoccupare per me perché io sto a posto. Guarda, anche se non venivi me ne andavo lo stesso. È fortunato, ha incontrato un compaesano suo, un riccone, gli vuole bene come un figlio. Spicco il volo, Carlì, e chi si è visto si è visto. Bravo tu, sono contento. Beh, io me ne vado negli altri appartamenti. Remo mi farà dormire da E lo lui. specchio, il dentifricio. Ah, teneteveli per ricordo. Allora, grazie. Papà, Turi mi ha portato a vedere il mare. Davvero? Davvero, guarda, c'è ancora la sabbia. Dove sta la sabbia? Beh, Non me lo va a dare. ma come? Mannaggia quel porco cane, mi manca solo il vestito, mi manca. Ale, non mi posso presentare in queste condizioni. Quella è gente per bene che si lava tutti i giorni. Tutti i giorni. Anche 2 volte al giorno. E tu non ci andavi? Ma come non c'ho? Ma l'hai capito, no, che dipende tutto il mio avvenire. Poi di vestiti ne avrò finché ne voglio. Glieli regalo alla signora Elvira e ne regalo uno pure a te. Magari. Te vuoi provare questa? Ma vattene, quella è più zozza della mia. Zozza, è usata. Come faccio? E vacci tu dalla sorella Elvira, vedrai che a te lo dà anche senza soldi. No, ma io da quella non ci voglio andare. Acqua passata, roba dell'anno scorso. E poi adesso è tornato il marito dall'Australia. In negozio non c'è. Turi, guarda chi c'è. Buongiorno. Passiamo di qua e c'è mia moglie che la voleva conoscere.
Ah, io ho tanto parlato di lei. Prego, prego. Buongiorno. Sa, lei è una sentimentale e quando sente parlare d'amore... Piacere. Ah, questo è mio figlio. Ah, carino. Come ti chiami? E a te che te ne importa? Hai visto come svelto, eh? Certo che la famiglia è una gran cosa, vedrà, vedrà. Ha fatto proprio bene a decidere. Se sapesse, questo non sta più nella pelle. Quanto tempo mi ci vorrà sposarmi, quando troverò sto posto fisso. A proposito, dunque, c'è mio cognato che c'ha una piccola agenzia. Voleva fargli vedere un appartamentino che è proprio l'ideale per una coppia di sposini. O può venire a vedere? Quando crede, giusto, ci pensavo. Magari mi faccio vivo io, va bene? Mi saluti tanto la signorina, eh? Senz'altro. Salute, Irasan. Ma dove? Dove vai? Chi si muove? Dicevo così per dire. A forza di per dire, qui finisce che ti tenga a battesimo il primogenito. Ma guarda che sei proprio impunito, sa? È roba che gli uomini come lui si dovrebbero impiccare. Giura, spergiura, non mi sposo mai, manco una regina. E dopo 24 ore cerca il nido. Un appartamentino per gli sposini. Vabbè, come vuoi tu. No, come vuoi tu lo dici ai cretini, sa? Perché se non te stai zitto, io ti sfascio la testa con tutti sti No, specchi. ma io che c'entra assunti? Vedi? Si è messo pure il vestito bello e già deve andare dai suoceri. Ieri sono venuti loro, oggi va lui. È giusto, no? Guarda che se fino adesso sei riuscita a imbrogliare tutto e con me non ce la fai. Perché se quella si rivede qui nel quartiere, ti giuro che io vado dal maresciallo, ti denuncio e ti mando in galera. Lascia E che me ne così vada. per un bel pezzo la pianterai di prendere in giro la gente. Ma assunti, ma che te piglia? Ma perché poi mischiare l'amore con le cose serie? Basta, basta! Mi sono stufata. Perché se crede farmi impazzire se sbaglia, eh? Io non mi sono mai impazzita per nessuno. Turi, c'è una ragazza che ti cerca con una macchina grossa. Come? Che? Ma quale macchina? Salve. Salve. Ci avrei voluto del tempo per trovarla. Bastava chiedere casa d'Augusto, angolo rovine di Venere, Turi la Rosa. Ora che lo so. Andiamo? L'avrei scommesso che si era dimenticato di avvertirla. Chi? Mio padre è a New York, è partito ieri. Ma come se n'è andato? Ha una testa quel vecchio. Meno male che ci sono io, che qualche volta le cose me le ricordo. Altrimenti farebbe certe figure. Mi scusi allora, io credevo di andare. Ma possiamo, ormai che c'è. Voglio farle sentire un po' di musica, se è libero, ma di quella vera, non siciliana. Ma chi è? Chi è? E che ne so, quello va in cerca dei guai. Allora, deve tornare subito in città. No. È sua? No, era di un mio amico, un messicano. Bella. Lasci stare. Così è più semplice e la musica è migliore. I dischi li hanno inventati per qualcosa, no? Non guardi il disordine. Qui al mare d'inverno ci vengo solo io. Ci viene spesso? No, quando sento il bisogno di stare sola. Questa musica ha un curioso effetto. Si sente il bisogno di liberarsi di tutto. L'anno scorso, quando ci fu Bill Haley, una si è spogliata in teatro. Le piace come suona? Non lo conosco. Non sa che salvezza incontrare dei tipi come lei, senza
senza problemi né preconcetti. Quanto sia riposante. Vieni qua. Ci si sente tranquilli, sicuri, liberi da ogni genere di schiavitù. Con la gente dell'ambiente, per quanto sia, anche se non sono moralisti, la morale poi finiscono col farla e una certa forma bisogna sempre tenerla. Non parliamo poi di quelli che si innamorano, diventano borghesi, noiosi, fanno scene di gelosia. Perché tu non ti vuoi sposare? Sposare? Sì, certo, per forza. Intanto mi diverto, poi mi sistemerò. C'è tempo, non ti pare? Turi! Turi! Lo sapete dove sta sto disgraziato? E chi lo sa, sarà dormito? Che dormì pure a Sora Tereso, cercato. Guarda un po'. Turi! Ah, ma sì, l'avevo piantata. Vedi dannato. Salve, bellezza. Spartaco. Spartaco. A Spartaco. Sordo spaccato. Tu non ti muovi neanche se senti cascare una moneta d'oro, niente. Tu guardi un punto fisso. Ogni tanto puoi dire fragola. E che c'entra? Niente, c'entra. Là è il segreto. Infermità mentale. Fragola? Mica così. Tu la devi dire come se fosse una cosa importante. Fragola. Capito? Non una fragola qualunque, la pazzia non è una cosa facile. Fragola. Più drammatico. Fragola. Ecco, così va bene. Diventa essere insieme. Tu non ti volti nemmeno se ti chiama tua madre. I medici sono capaci di fare i dischi con la voce di tua madre e tu nada. Posso guardare un quadretto? Guarda un quadretto, per quanto ti fanno la prova in una camera nuda come una mano. Guarda un punto del muro, una macchia. Pronti? Carlino? 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 Carlino! Buongiorno. Chi è? E va, disgraziata! Ma quelli si mettono a sparare per farti cascare. Papà. Buongiorno, signorina. Tu ci fai la muffa lì a Regina Coeli. Lei cerca Turi? Sì. Sono parecchi giorni che non lo vedo, forse potrebbe provare a chiederlo ad Assuntina. Se c'è qualcuno che lo può sapere, è lei. Andiamo, dai, rifamoci, ma non mi muovo manco si via un carabiniere. Per favore, Dica. potrebbe dirmi dove abita Assuntina? Adesso usciamo e le faccio vedere dove sta. Carlì, io me ne vado, Carlì, adesso ti puoi muovere. Ah, Carlì! Permesso. Chi è? Buongiorno. Ah, è lei? Ma guarda che sorpresa. Mi scusi, ma Spartaco mi ha consigliato di venire qui per avere notizie di Turi. Si accomodi. Ma ha capito bene? Dice che lei lo vede spesso. Turi? Quello si è eclissato. Se lo vede, gli dica per favore che mi hanno dato gli 8 giorni. Ah, vabbè, ma lei la sbattono sempre fuori. Avevano le lacrime agli occhi quando me lo hanno detto. Ma sai, il bambino mi scriveva poesie. Pure i ragazzini si innamorano di lei. Venga con me, venga. Davanti agli uomini si parla male, non capiscono niente. Fanno le tragedie. Adesso che fai? Dove vai? Cercherò un altro posto. Volevo che Turi lo vedessi prima di accettare. Ah già, dimenticavo che siete fidanzati. Ma perché non te ne torni al paese? Io gli voglio bene, non voglio star lontana. Sei proprio cotta, eh? Commovente. Ma quello non merita l'amore di nessuna. Fai meglio scappare via e non restare qui a patire. Tu non puoi sapere che vuol dire aspettare un tipo come quello, sempre. Non sapere mai se domani è con te o con una cameriera. Se sei dimenticato che sei al mondo o se ti porta al cinema. Non capisco. E come fai a capire, poverella? È un tipo che ha bisogno di libertà, se no come fa ad andare con le altre donne? Con altre donne? Dove credi che sia adesso? È con una di quelle che vanno bene per lui.
Ha parlato anche con mio padre e con mia madre. Con mio zio invece è stato zitto. Mi fai una rabbia. Ma è possibile che non hai capito niente? Un sospetto che ero mascalzone l'avrei avuto, no? No, non l'ho avuto. Non ci credo. Allora che mi dici? Che un tipo come lui si è innamorato, che ti vuole bene, eh? Sei arrivata tu dalla campagna e gli hai cambiato il sangue. Ti sposa, povera cocca. Lui me l'ha detto. Sai a quante l'ha detto? Meno che a me. Perché sennò sapeva che doveva fare sul serio. Ma allora perché? Perché? Perché sennò lo mettevano dentro. Stava a fare il palo, non l'amore con te. E a quest'ora era in galera se non ti faceva gli occhi dolci. Lo sanno tutti, anche i cani. Bella figura che ci fai. Tutti lo sanno. Ci siamo detti addio, sola penata via, te vedo partire. La 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 la. E piantala! Lasciami dormire. La mattina è fatta per dormire. Ehi. Ah, sei tu. Ti credevo in Venezuela. Lascia perdere. Senti, che è successo al quartiere? Niente, tutto calmo. Non hanno mica chiesto di me? No, si vede che tutto va bene. Sai, avevo paura che Assuntina, sai, aveva detto che mi denunciava. Ma no, quella chiacchiera. Ma quando le prendono i 5 minuti? Di un po', quella povera ragazza, Donata, si è più vista? No. Siccome le avevo detto che si trattava di un grande amore, poveraccia. E che significa? I grandi amori non finiscono forse? Tutti finiscono. A meno che non muoiano ammazzati prima, come Giulietta e Romeo, Paolo e Francesca. Se non morivano, mica erano grandi amori. Ma dai retta a me. Io sono convinto che se noi due ci mettiamo insieme, raggiungiamo il benessere. Vieni qua. Dopo potrei pensare anche alle donne. Vedi, ho una lista di indirizzi nuovi, sicuri. Ieri, per esempio, sono andato da un ex capitano, calzaturificio, suole di cartone, un mascalzone. Appena gli ho detto Gorizia, Baissizza, Piave, si è messo a piangere. Dammi retta, è una strada facile, una miniera d'oro. Sì, ma io che c'è? Non capisci niente. Ma se ti presenti tu giovane, simpatico, alla gente fa piacere quando uno giovane, simpatico, sta male, disoccupato, magari con un braccio ingessato. Senti a me, l'aiuto con più gusto, capisci? Io vado qua un momento al Bolognese, ci sono 5.000 lire che mi aspettano, un colonnello in pensione, ti voglio far vedere com'è facile. Lascia perdere, Spartaco, non mi va. Oh, ma tu non entri io solo, tu resti fuori, vieni, ti voglio far vedere così impari. Guarda, se non è facile, come dico io, non ne facciamo nulla. Un momento ci vuole, entro ed esco. È una brava persona, sai, pieno di medaglie. Guarda, sta a vedere. Attento, eh?
Hai visto? No, stavo là. Ma come? Ti ho detto di stare a guardare, ti ho portato apposta. Ma c'era troppa gente sulla porta. È andata bene? Bene, benissimo. Vuoi un caffè? No, grazie. A proposito, non te l'ho detto prima, è venuta quella ragazza a cercarti, è andata ad Assuntina. Era stata licenziata. E dove sta? Non lo so, è sparita. Come è sparita? Ma Turi, che mi hai salvato a fare? Saluta, amatore. Assuntina? Guarda chi c'è. Casanova. Ti devo parlare, esci un momento. No, parliamo qua. Hai visto Donata? Chi? La cameriera? Sì, l'ho vista giorni fa, ma se n'è andata via subito. Non credo che si farà più viva. Che cosa le hai detto? Che eri andata a parlare d'affari con una bionda. E perché con lei ti eri messa a fare l'angioletto? Perché l'hai fatto? Perché sì. Alle tonte bisogna aprire gli occhi. Tu incanti la gente che ti conosce bene. Figurati quella. È una ragazzina, non dovevi farlo. Una così è capace di tutto e la colpa sarà tua. Ma senti, sti impunito. Si è innamorato di te, mica di me. Gliele hai fatte tu le serenate, mica io. E se finisce male, è colpa tua. Ricordatelo, Turi. Solo tua. Per molti mesi teatro Scusa, non sai dove è Donata, quella ragazza che era a servizio da voi? Mamma, cercano Donata. Su Stella, i generali Eli e Salan. Buongiorno. Ah, è lei. Donata se n'è andata lunedì. Ma come? Lei ancora non l'ha vista? No, neppure l'agenzia si è fatta viva. Forse sarà tornata al paese. No, non ne sanno niente. Madonna santa. Scusi, non voglio che il ragazzo senta, ma stamattina ho letto sul giornale qualcosa che mi ha spaventato tanto. Si tratterà di altri, naturalmente, ma glielo devo dire. Non si impressioni. C'è una ragazza, sembra una domestica, che ieri si è buttata da Ponte Milvio. Giovane, graziosa, con un vestito di lana chiaro che mi pareva avesse anche lei. Ci sarei andata io a vedere se avessi avuto un po' di tempo. Era tanto cara che... Per favore, se sa qualcosa, me lo faccia sapere. Ehi, Cesare! Tutto bene! E sa chi è? Una de Viterbo! E di Viterbo, che ne dici tu? No, è di Latina. Meno male, grazie. Oh, sbrigate che arrivano! E quello è un fenomeno. La fluviale non lo frega mai. E il premio se lo via sempre lui. Buonasera. Ma che fa tutto solo il signorino?
dai a bella vita, eh? Alle follie. Carlino! Carlino! Gli è scappato ieri sera, si è andata a sbronzare a Trastevere. Già l'hanno preso. E per forza. È andato a provocarli sotto la caserma. Gli hanno detto 2 volte di andare via finché sono usciti. E lui ha cominciato a menare. E lei non lo sa ancora. Carlino! Gesù mio! Stampa il figlio mio! Ciao. Ciao. Che vuoi? Ero venuto a chiedere se mi può dare una mano. Che, c'è un colpo da fare? No, a trovare la ragazza. Chi? La cameriera? Ti sei perso la fidanzata? Se n'è andata, sono 2 giorni che non si trova. Questa sì che è bella. Ma se era così brava, seria, innamorata, felice di sposarti, allora cos'è successo? Gelosia, roba di donne. Già le metti le corna, con tutto l'amore eterno. Allora era una commedia. Dimmi se mi sbaglio. Quella ha mangiato la foglia ed è scappata via. Ma ti rendi conto che significa? Se non eri innamorato, eri ladro. Dopo faccia quello che vuole, maresciallo. Ma adesso mi dia una mano. Hai i rimorsi, eh? Mica mi dispiace se hai i rimorsi. Ma forse esageri. Sarà tornata al paese. No, non c'è tornata. Non vorrei che facesse una pazzia. Mi aiuti, maresciallo. Ma non c'è denuncia, un'indicazione precisa. Mica posso distaccare il pattuglione per andare a cercarti le ragazze. No, no. Tu hai fatto il guaio e tu devi rimediare. Sono stato a Fiume. Ho girato mezza Roma. Ma se non sbaglio hai amici che sanno sempre tutto quello che succede. Da loro deve andare a chiedere, mica in caserma. Che posso fare io? Il massimo che potrei fare è metterti dentro. Scommetto che per te oggi sarebbe quasi un piacere. Ma la prigione è un luogo di pena, non di comodo. Tu per metterti la coscienza a posto devi fare il giro del mondo. Vai, vai, vai. Pochi giorni fa l'hanno vista per strada con bellezza. A me non direbbe dov'è. Ma forse a te? E ora vattene, 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 che ho da fare sul serio. Si rivede. Aduri, e quando te ne vai bisogna che lasci l'indirizzo. Andiamo? Sì, sto in piazzale d'Italico la rossa, in piazzale d'Italico la bruna, piazza Dale con... No, ma che fa? C'ho da fare pure colazione, figurati. Poi dove vuoi andare? Dove Donata? E chi? Ah, io c'avevo una zia che si chiamava Donata. Sai benissimo di chi sto parlando. Dove l'hai portata? Ma che te frega? Invece di ringraziarlo che ti ha liberato da una scocciatura. Ma io non te capisco, con l'arma che ti ritrovi ti metti a correre appresso a una che è finita male. E sta fuori. Voi finite male. Ma dimmi un po', ti pare questo il modo di parlare degli amici come noi? Tu vieni con me. Adori, Natale coi i tuoi. Va a giocare con i ragazzini, va. E allora andiamo dal maresciallo. E chi giù le mani, ti sei stronzato di mattina. Ma che ti sei impazzito? E che gli dici? Ah, via che va a battere il palo, no? Sì, sì, anche questo, andiamo. Oh, non mi tocca, sai. Io gli occhiali li porto anche quando dormo, ma quando me li levo... vabbè, se ci tieni. Se ci tieni andiamo pure. A più tardi, fior di loto. Sayonara! Ma
adesso che fa? Che voleva Turi? Non ti impiccare. Sono amici. Turi, non fa lo scemo, il maresciallo te l'ha detto. Te becco pure fra un anno. Sono affari miei, se permetti. E i miei no? Io voglio sapere solo dove l'ha portata e poi se ne va per i fatti suoi. Volete scherzare? Se quella restava qui devi continuare a fare la commedia chissà fino a quando. Ma se quello non te lo vuol dire, scusa, mica l'hai sposata. Non l'avete capito? Giglio infranto sei innamorato. Ah, tu lo senti? Ma che te vedi? Sarebbe bello. Parti in cadigliacche con una donna ricca e torna innamorato di una cameriera. Allora scegli, o Donata o dal maresciallo. Se me ne annassi per i fatti miei, che ne diresti? E state fermo. Mica t'ammazziamo. Ti volevamo da solo una lezioncina. Eh sì, una lezioncina ci vuole, ragazzo mio. L'amicizia bisogna rispettarla. Quando si comincia una cosa, si hanno dei doveri. Non si può cambiare parere per una sultanella. Non te muove, Turi, è peggio. State buono. Fammi in pochi minuti. Te l'avevo detto che senza occhiali non ci vedo più. Cammina. Da chi volevi annata, al maresciallo? Ti è brutto zozzone! Mena pure tu. La carogna. E mo basta, se no quello ci rimane. Provaci ad andare al maresciallo! Provaci! Vieni! Vieni! Via gente! Andiamo, messo, via qua! Tu, devo scappare anch'io, qua la serva sta via Sabotino 5, signora Maggi. E beh, peggio per me, chi se ne frega. Ma che gli è successo? Turi, ma che t'hanno fatto? T'hanno proprio combinato bene. Che hai mangiato i sassi? Perché non rispondi? Ma ci mettiamo a fare pure conversazione. T'hanno fatto male. Certo che per me non ti sei fatto mai menare così. Scusami tanto, sai. Me lo sentivo io, me lo sentivo. Ma la vuoi piantare? E mo dov'è? Lasciami perdere, Assunti. Io sono uno schifoso che combina soltanto guai. Mi merito tutto. No, gli schifosi non si innamorano così. Perché io sono innamorato. Oh, ma guarda un po', questa è bella. Mo mi sono pure innamorato. E di chi se è lecito? De me no. Se sapessi dove sta, te l'andrei a chiamare. Assunti, sei proprio una brava ragazza. Mi dispiace averti fatto del male. Male? A chi hai fatto del male? Ma quando mai fai male? Tu a me? Senti sto presuntuoso? Ma chi te credi da essere? Che tutte te cadono ai piedi? Ma io non cado ai piedi di nessuno, sa? Per fortuna non sei il solo uomo al mondo. Il mondo è pieno di uomini migliori di te. Pure Peppe è meglio di te. C'hai ragione, Assunti. C'hai proprio ragione. Che hai fatto? Su, andiamo, vieni via. Che vuoi da me? Ti serve ancora l'alibi? Vattene. Muoviti che questo non è posto per te. Che ne sai tu? Perché ti preoccupi tanto? Guarda che chiamo la signora. Sì, la signora, la chiamo io. Signora!
Su, prendi la valigia. Ma che succede? Non lo so. Dai, sbrigati. Chi è lei? Io non lo conosco. Mi conosce, sono il fidanzato. Ma cosa vuole? E poi fidanzato no, non può rimanere in questo posto. Che posto? La mia è una casa per bene, sa. Diglielo anche tu. Grazie, perché è arrivato da poco. Ma fra qualche giorno se ne accorgerebbe. Di che cosa si accorgerebbe? E come si permette di gridare lei in casa mia? Senta, signora, lasci perdere, che le conviene. E poi perché non grida anche lei, dal momento che è tutto in regola? E prendila questa valigia. Io non voglio storie in casa mia. Hai capito adesso? Muoviti, va. Dai. Via, via. Le conosco, le gatte morte come te. Meglio perderle che trovarle. T'ho detto di prendere la valigia. Aspetti fuori. E invece sto qua. Per Latina. Per Latina si parte! Per Latina si parte! La valigia, signore, dimentica la valigia! Si muova, se no parte. Ma loro non partono. Ma che fai là? Ti stai facendo incastrare? Che fioso! Il paesano mio, Vieni a fare un giro prima che sia troppo tardi. Muoviti, se no non vai più in tempo, sai? Su, vieni, andiamo. No, preferisco restare qua. E poi sono io che l'ho incastrata. Lo credi tu, ma non è mai così. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su.
mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di blu, felice di stare lassù.